Il liceo classico Marcantonio Flaminio ha oltre 100 anni di vita, oltre 110 per la precisione, e dal 2004 viene monitorato. C'è stata lo scorso anno un aumento della criticità, delle fessurazioni, per cui una parte della scuola non può essere utilizzata. La richiesta specifica anche questa sera al Presidente della provincia è stata quella di intervenire, pur consapevoli della ristrettezza del bilancio, intervenire al più presto in modo che tutti gli studenti e gli insegnanti possano accedere e frequentare la scuola in sicurezza. Tranquillizziamo appunto le famiglie che comunque la scuola rimane ed è in norma di sicurezza. Sì, è stato precisato anche dal dirigente del settore che non ci sono pericoli strutturali, solo che che sia accessibile anche la via di fuga e quindi del piano superiore è necessario che siano fatti dei lavori. Speriamo che con le prossime variazioni di bilancio si possa avere la somma necessaria per intervenire.